È durata appena una manciata di secondi, quanto bastava per sventrare il tetto di un fienile. Una veloce ma intensa tromba d'aria si è sviluppata intorno alle 11 sull'altopiano, come documentano le immagini di Meteo Bassano e Pedemontana del Grappa, arrivando a toccare terra in contrada Leghen di Gaglio, dove la furia dell'aria ha divelto completamente una falda del tetto di un deposito di fieno, facendo volare come foglie le lamiere della copertura e altri oggetti presenti nei dintorni. Il fenomeno atmosferico, arrivato senza precipitazioni, si è altrettanto rapidamente esaurito senza coinvolgere persone né altri edifici. Sul posto hanno lavorato i vigili del fuoco di Asiago con un'autopompa e una squadra di Vicenza con una piattaforma. I soccorritori hanno lavorato per circa 3 ore per mettere in sicurezza i tetti danneggiati ed evitare il rischio di altri crolli. Presente sul posto anche la polizia locale di Gallio. Si è trattato del primo evento meteorologico che ha spezzato il caldo opprimente degli ultimi giorni, con un calo drastico delle temperature e anche di una decina di gradi. L'intensità della perturbazione ha portato la regione a dichiarare l'allerta arancione su tutto il Veneto, esclusa l'area dolomitica. L'instabilità con altri fenomeni intensi rimarrà fino alla mattinata.